Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. È il varesino Dante Tomasini, 76 anni, docente in pensione, l'uomo che ieri mattina intorno alle 8 è morto in un incidente stradale in Valle Antrona. L'anziano ha perso il controllo della sua station wagon in curva ed è finito contro il guardrail. Probabilmente l'uomo è stato vittima di un malore. Tomasini, originario dell'Emilia-Romagna, era arrivato in Valle Antrona qualche tempo fa da Varese per godersi la pensione. In Antrona lo ricordano come un uomo riservato ma disponibile, in particolare era a disposizione della comunità locale come organista durante le funzioni religiose e sulla dinamica dell'incidente sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Cambiamo decisamente argomento e passiamo alla guerra in Ucraina. È tempo di tornare a casa, non ho più la testa per andare avanti. Inizia così il lungo post di Ivan Luca Vavassori, l'ex portiere di Legnano e pro patria, andato appunto in Ucraina a combattere contro i russi nelle milizie internazionali. Il 29enne ha annunciato su Instagram la fine della sua esperienza in guerra. Pubblicando poi un video dall'interno di un aereo di linea, ha aggiunto: «Ho fatto il possibile per aiutare, ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino, ma adesso è ora di riprendermi la mia vita». E ieri anche a Varese si è tenuto il tradizionale corteo del 1° maggio. Quest'anno il pensiero è andato non soltanto al tema del lavoro, ma anche a quello della pace. Tra i partecipanti c'erano infatti alcune persone di nazionalità ucraina. Sentiamo la riflessione di una di loro nel servizio realizzato da Adrianna Morlacchi con immagini di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Ciao, thank you for trade union members and this organization that I can be part of this day, because unfortunately I can't be the part of celebration of our day in my country, but I'm sure that after all this ways to new solidarity between our countries when Ukraine returned independence, we will be very strong together and we'll make a lot of things. Ringrazio tutti i varesini e ringrazio per essere qua oggi. Avrei voluto essere ovviamente nel mio paese per partecipare a questa manifestazione, ma anche essere qui è importante perché è l'inizio di un dialogo e ha un grande valore di solidarietà. Passiamo adesso allo sport. Basket, la sconfitta di ieri sera contro Brescia ha chiuso definitivamente per Varese lo spiraglio playoff. Il servizio di Giuseppe Sciascia con immagini Ciamillo. L'Opeggio Metis cede nettamente a Brescia e vede chiudersi l'ultimo spiraglio utile in chiave playoff. 102-71 al finale di una partita delle due volti, nella quale la formazione di Serravalle ha giocato una prima frazione di ottimo spessore, trascinata dagli spunti di Reyes, Vene e Caruso, 13 punti a testa a metà gara, ma si è spenta dopo l'intervallo lungo, segnando 22 punti nel secondo tempo, collezionando solo palle perse e ferri in una serata davvero povera di qualità offensiva, soprattutto dagli esterni. Mare Marcus-Kin, 1 su 9 del campo, 6 perse e 4 punti per il giocatore statunitense che perde nettamente la sfida con Amedeo della Valle nella gara verso il titolo di Re dei Bomber, e Varese chiude così il suo ultimo spiraglio in chiave playoff, dovendo fare i conti comunque con una classifica che la vede positiva nel chiusura, tenendo conto che per lunghi tratti del girone d'andata è stata all'ultimo posto anche solitaria. Domenica prossima, 8 maggio, chiusura casalinga contro Sassari per festeggiare, poi si aprirà ufficialmente la post-season con il passaggio di quota nelle mani di Luis Scola come priorità assoluta. Infine il calcio, Serie C. Ieri la Pro Patria ha firmato l'impresa sbancando il campo del Lecco e accedendo al secondo turno dei playoff. Mercoledì affronterà in trasferta la Triestina. Tra i protagonisti dello splendido successo ieri, Luca Pizzul in gol su punizione per il 2-0 definitiva. In questa intervista il giocatore bianco-blu racconta la sua rete e guarda il prossimo impegno contro la sua ex squadra. Ascoltiamolo. Diciamo di sì, che me lo sentivo fortemente, e il più pazzo è Luca che me l'ha lasciato tirare, però fortunatamente è andato bene e no, sono contentissimo e non vedo l'ora di andare a Trieste. Infatti volevi andare a Trieste. Volevo andare a Trieste ad ogni costo, volevo andare a casa. Sì, no, è una partita che ci meritiamo perché ormai da un po' di tempo che stiamo bene mentalmente e questo gruppo sta rispondendo
A tutto e tutti, secondo me ci siamo compattati veramente bene e credo che si veda veramente da fuori, stiamo facendo qualcosa di indescrivibile, forse anche più indescrivibile l'anno scorso per le difficoltà che ci sono state quest'anno e c'è merito di tutti veramente. Il gol lo dedico a mia nonna, il gol è tutto per lei. Vorrei dedicarlo a questo grande gruppo ma c'è una motivazione troppo forte, quindi è per lei. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19, una buona giornata.